Buonasera amici di Adige Sport, abbiamo ospite oggi il Concordia Calcio nella figura del mitico e storico presidente Marco Giavoni. Benvenuto Marco. Grazie a voi dell'invito. Allora, storica perché siamo ormai alla soglia dei 42 anni di età, ne hai fatti più di metà tu. Sì, il Covid non ci ha permesso di festeggiare i 40 anni purtroppo, speriamo di recuperare appena possibile e io sono presidente da 25, quindi direi ho già fatto le nozze d'argento. E avete una realtà che si è sempre più strutturata sul territorio e soprattutto ha una grande base di settore giovanile. Sì, abbiamo 15 squadre, dai 5 anni ai grandi che quest'anno fanno la promozione, quindi diciamo che per Borgo Milano è una bella realtà, ecco. Senti, è una storia particolare quella del Concordia perché nasce con un'anima a metà tra il laico e il religioso, no? In Sì. una parrocchia, però anche con... 42 anni fa il parroco di allora che veniva da Schio ha parlato con Guido Bonadiman e altre 2 o 3 persone, un certo Biasin, e ha detto Borgo Milano deve avere una squadra. Si sono messi di buzzo buono. Come la chiamiamo? Beh, io vengo da Schio, là si chiamava Concordia e la chiamiamo Concordia anche qui. Che colori sociali diamo? Il figlio di Francesco Biasin era appena stato venduto alla Fiorentina, colori viola, e questo ci ha creato, soprattutto i primi anni, dei problemi perché era sempre un colore fuori catalogo, quindi per fare le maglie viola, le tute viola, dovevamo spendere di più che farle giallo-blu o bianche e rosse, ecco. Beh, avete resistito, però... Abbiamo resistito e adesso insomma, siamo in pochi che hanno questi colori e quindi insomma, siamo identificati per i viola. Insomma. E il Concordia, tra l'altro, restando al giallo e blu, ha un'importante collaborazione con l'Hellas Verona. Sì, è anni che collaboriamo, siamo affiliati all'Hellas, è anni che collaboriamo, abbiamo delle squadre di ragazzini che si allenano sul nostro campo, una buona sinergia. Che prevede per esempio lo scambio di allenatori, cioè questi allenatori Sì. vi danno una mano, poi fanno anche, vi ospitano. Sì, abbiamo degli allenatori che sono istruttori ISEF, che il Verona venendo sui nostri campi hanno potuto apprezzarli e quindi sono stati inseriti nel loro organigramma. Ecco, verranno mandate anche nel frattempo dalla regia alcune foto. Accennavi prima al Covid che non vi ha impedito, appena in tempo avete fatto, ad avere un ospite speciale. Eccola qui, questa foto. Ecco, il Covid ci ha, fra virgolette, portato via dei momenti di aggregazione che ritengo che per una società come la nostra, che deve fare anche del sociale, erano fondamentali, tipo la castagnata, il Natale dello Sportivo, la festa di Carnevale, la settimana viola a fine anno sportivo, sono tutte cose che non abbiamo più potuto fare. In novembre che il Comune di Verona ha organizzato il Carnevale, anche se fuori stagione, abbiamo invitato il signor della Spianà e ha fatto contenti i nostri atleti della scuola calcio. È stata una bella giornata, una bella festa. Ecco, una nota invece poco positiva. Io so che la vostra società ha una specie di record negativo perché spesso siete stati oggetti di atti vandalici. Perché proprio voi? Questa è una domanda che mi ha fatto anche il sindaco. Allora, io ritengo che questi ne abbiamo avuti 4 in 2 anni. Allora, da noi non è che trovi grosse cifre non sono i ladri che vengono da noi, ma sono baby gang che fra virgolette non sanno cosa fare e si divertono in questo modo. L'ultima volta ci hanno portato via le figurine panini che distribuivamo gratuitamente ai nostri ragazzi, ecco, quindi dà fastidio perché violano una tua cosa, violano casa tua, però ecco, diciamo che non è il ladro professionista che viene sul nostro campo.
Adesso il comune sul campo nostro dell'Alba e del BNC Borgonuovo installerà delle telecamere collegate con una centrale operativa e quindi è una cosa imminente, dovremmo essere salvaguardati da un controllo e se saremo visitati ancora speriamo di beccare con le mani nel sacco questi piccoli delinquenti. Sì, perché come dicevi sono gesti più che altro tristi al di là Sì. del bottino. Le ultime due domande, siamo in chiusura. Qual è la parte più bella di presiedere ad una società così bella, così importante, così ricca e cosa vuoi sotto l'albero per la tua società? Allora, se uno fa il presidente da 25 anni vuol dire che ha dei validi collaboratori, quindi vuol dire che ha un direttivo alle spalle, che ha dei dirigenti accompagnatori, che ha delle persone che lo aiutano, un responsabile settore giovanile. Ecco, una cosa, scusate, una cosa che vorrei sottolineare, che l'anno scorso, quando sono stati sospesi i campionati, abbiamo continuato ad allenarci, chiedendo la disponibilità agli allenatori di non allenare solo la loro squadra, ma di supportare anche le altre per avere un distanziamento reale, per non mettere in pericolo i nostri atleti. Ecco, quindi direi che una cosa bella è la condivisione di obiettivi, di fare del bene per dei ragazzi che altrimenti se non vengono al campo sono a casa con la PlayStation e sicuramente non fanno sport. Il desiderio invece? Ma il desiderio che questa pandemia finalmente ci lasci e tornare a festeggiare i 40 anni che non abbiamo festeggiato, la settimana viola, continuare a fare il camp che abbiamo organizzato l'anno scorso in giugno, che è stata una cosa favolosa con un centinaio di ragazzi, continuare a fare sport, ecco. In bocca al lupo allora a Concordia, grazie a Marco Giavoni. Grazie a te Luca.